parlare? Si sente la voce? Ok, perfetto. Allora, 180 amici, a partire da ottobre del 2011 fino ad aprile del 2013, quindi per un anno e mezzo, parteciperà ad un importante progetto dal titolo Aiutare i singoli a ricostruire le comunità, con due altre associazioni come partner, Auser Abruzzo e ACI dell'Aquila. Cos'è questo progetto? Questo progetto ha l'obiettivo di aiutare appunto la comunità, in particolare tutti quei soggetti che fanno parte della terza età, quindi parliamo di persone anziane, persone con difficoltà, persone sole, e quindi l'associazione con tutti i loro volontari ha come obiettivo quello di creare delle iniziative a fare ascolto attivo, delle visite domiciliari, quindi pure attraverso un servizio di telefonia chiunque può chiamare all'altro per essere ascoltato oppure per richiedere un qualsiasi tipo di servizio. È un progetto che sta andando avanti non senza difficoltà, perché comunque la comunità aquilana dopo il terremoto ha subito delle drastiche modificazioni. Sapete tutti la questione dei progetti case che hanno allontanato dai paesi di origine molte persone che prima abitavano lì. Noi in particolare ci occupiamo del progetto case di Coppito, che è denominato Coppito 2 e Coppito 3, perché ce ne sono due, dove le persone si sentono sole perché non hanno i contatti con la comunità, i mezzi di trasporto sono pochi e soprattutto poco funzionali, sono lontani da quei servizi come supermercati, bar, farmacie, e quindi il nostro obiettivo è pure quello di aiutare queste persone, per esempio ad andare da un medico, andare a fare la spesa, accompagnarli da un parente che sta lontano in un altro paese, e quindi ci occupiamo di dare il nostro aiuto come volontari a tutte quante le persone in difficoltà. Questo qua è il sito internet che è ricostruzione-condivisa.it, dove potete leggere sia cosa facciamo, sia chi siamo, il territorio, il partner, eccetera. Speriamo che il progetto vada avanti e vada avanti bene fino ad aprile del 2013, e quindi speriamo che questo progetto aiuti il territorio dell'Aquilano a ripartire ancora meglio di come sta ripartendo in questi mesi.